Oggi abbiamo convintamente accolto la petizione sulle opere sul tagliamento, e questo perché riteniamo da una parte importante salvaguardare la sicurezza delle popolazioni rivierasche, ma riteniamo che questo importante presupposto possa essere perseguito con opere non impattanti ma ecosostenibili. Quello a cui abbiamo assistito fino ad oggi è un fare confusionario che ha generato confusione tra gli stessi cittadini. Al momento non ci sono progetti veri e propri, motivo per cui in questo assestamento abbiamo proposto un emendamento per introdurre il dibattito pubblico e consentire ai cittadini di essere informati, ma soprattutto consentire ai cittadini di partecipare attivamente rispetto ad opere che incideranno sul loro territorio, perché ribadiamo che tutto questo fare ha avuto soltanto la conseguenza di generare contrapposizioni non soltanto tra cittadini, ma anche tra amministratori dello stesso colore politico di questa giunta regionale. Continueremo a difendere il nostro territorio e riteniamo appunto che il paradigma sicurezza dei cittadini ed tutela dell'unico fiume alpino che non presenta alcuna barriera possano essere coniugati e non viaggiare parallelamente.